Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 5 novembre. Cominciamo dando uno sguardo ai giornali nazionali. L'apertura è dedicata a varie vicende, si parte dalla strage in Nepal a varie vicende di cronaca italiana e poi c'è anche l'addio a Forattini, padre della satira italiana. Allora andiamo a vedere subito la prima pagina del Corriere della Sera. Titolo di apertura è la confessione shock dell'uomo che ha coltellato la donna in piazza Gae Aulenti. Era libero dal 2024 perché è considerato non più pericoloso. E poi vediamo invece i volti dei 4 alpinisti morti vicino all'Himalaya, il quinto ancora si deve trovare. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Nepal, la strage degli alpinisti italiani, valanga e maltempo sulle vette dell'Himalaya, muoiono in 5 in 2 diversi incidenti ma in un'unica grande bufera di neve. Qui vediamo invece l'addio a Forattini, quelle vignette di Forattini editoriali su Repubblica, e qui ritratto anche lui in una vignetta come il manovratore dei burattini rappresentati dai tanti politici. Sulla Stampa invece l'apertura è dedicata al crollo della Torre dei Conti a Roma, l'inchiesta sul crollo a Roma, la relazione arrivata già a maggio in comune dove l'ex sovrintendente evidenziava che il degrado risaliva al 2012 e però dal comune era arrivato il sì ai lavori con l'affermazione che la torre era sicura. E poi troviamo ancora Nepal, strage di alpinisti italiani, la foto dedicata a Forattini, la satira va in paradiso, e poi la storia di questo ingegnere che è stato fermato con l'accusa di essere l'assassino di Collegno, assassino per i figli contesi dalla fidanzata che era l'ex moglie della vittima. Andiamo a vedere nel dettaglio appunto la strage in Nepal. Travolti sull'Himalaya, muoiono 5 alpinisti italiani, l'accusa è che i soccorsi siano giunti in ritardo. Trovati i corpi di 4 scalatori in 2 diverse spedizioni, non si trova ancora la quinta salma, si teme che ci sia stato un rispetto parziale dell'allerta meteo, ma non tutti confermano. Di sicuro c'è stato un unico ciclone, una bufera di neve che ha imperversato sull'Himalaya per un'intera settimana, causando la morte di 9 alpinisti, di cui 5 italiani. All'inizio erano riusciti a sopravvivere alla tremenda bufera di neve che aveva colpito il campo, uno a 5.200 metri. Perlino, sceso la sera prima al campo base, si è tenuto in contatto con loro fino a giovedì, poi il satellite ha smesso di funzionare. Esausti, i 2 amici si sono ritirati nella tenda in attesa degli aiuti, non i soccorritori, ma solo la neve li ha raggiunti, continuando a cadere copiosa fino a sabato, seppellendo e cancellando ogni traccia del campo 1. Il racconto è che Paolo e Marco, da sempre amici, erano quasi arrivati in vetta. E il racconto invece di chi si ritiene un miracolato perché è sopravvissuto. Sono rimasti al campo perché troppo stanchi, io vivo per miracolo. Perlino è sopravvissuto, ma non erano sprovveduti e quindi non conferma quell'accusa che fosse stato un po' ignorato, parzialmente ignorato l'allarme meteo. Stefano e Alessandro stavano dormendo in tenda quando sono stati sepolti dalla neve, ben 2,5 metri di coltre bianca, non si sono nemmeno accorti di morire. Erano 2 professionisti, però ricordano gli amici, è assurdo perdere la vita così. Lui racconta si è salvato per colpa di una tromboflebite, cioè un piede gonfio che non gli ha permesso di indossare lo scarpone. Mi sento un sopravvissuto, non mi sono sottratto alle ricerche. Quando siamo arrivati al campo martedì mattina la scena è stata terribile, le tende non c'erano più, tutto era sepolto dalla neve e appunto non si sono accorti di morire. Torniamo in Italia con l'aggressione in piazza Gae Aulenti, un uomo che ha coltellato apparentemente senza alcun motivo una donna sconosciuta. Quest'uomo era stato già autore di un episodio analogo ed era stato poi tenuto in una comunità dal quale era uscito da pochi giorni. L'aggressore era libero di uscire e che cosa ha raccontato? Ha scelto la vittima non come obiettivo predestinato, ma per l'obiettivo era il luogo di potere.
L'accoltellatore di piazza Gaia Volenti a dicembre era stato ritenuto dal tribunale non più socialmente pericoloso. Un luogo specifico, una vittima casuale. Vincenzo Lanni è uscito con un piano lunedì mattina dal suo hotel e si è diretto in quello che è il distretto finanziario di Milano, quello dei grattacieli, tra cui la Torre Unicredit, un simbolo del potere economico individuato dal 59enne come luogo per dar sfogo a quell'impulso di dover uccidere qualcuno. Chi doveva morire non era importante, le immagini delle telecamere di piazza Gaia Volenti lo hanno ripreso camminare in mezzo a più persone, una sorta di roulette russa potremmo dire, tra loro una donna nell'esatto punto in cui poi colpirà, ma non è lei che Lanni decide di aggredire. E naturalmente ci sono le polemiche perché l'ultimo verdetto diceva non è più pericoloso, poi la lite in comunità e il no allo psichiatra, e pare che ci sia stata anche una sorta di vendetta dal fatto di essere stato allontanato da questa comunità. Polemiche anche sul crollo della Torre dei Conti a Roma, perché? Perché il comune aveva autorizzato l'intervento sulla torre assicurando che non c'erano rischi di crollo. Ora si indaga sugli appalti, nel mirino il via libera ai lavori, la procura procede per omicidio colposo, il cantiere è sotto sequestro, si valuta anche l'ipotesi dell'abbattimento e c'è il racconto delle ultime ore dell'operaio rumeno che poi non ce l'ha fatta, le gambe sepolte, l'ossigeno, la paura. Octav, questo è il nome dell'operaio rumeno poi morto, ci diceva non ce la faccio più. Il vigile del fuoco che lo ha soccorso e gli è stato accanto per tutte queste ore, cercavo di tranquillizzarlo, non lo dimenticheremo mai. E questo è appunto il racconto. Gli abbiamo riparato la testa con una tavola per evitare che i detriti gli cadessero sul volto, l'avevano quasi salvato, poi c'è stato il secondo crollo e lì diciamo è stato poi una corsa contro il tempo. Per salvare Octav gli chiedono: avete lavorato 11 ore, sono stato lì sopra sino al secondo crollo, poi è tornato a casa e la domanda: sono rimasto in servizio sino a sera con la squadra ad aiutare nelle operazioni da sotto la torre, è una cosa faticosa non solo a livello fisico ma anche e soprattutto a livello emotivo. È sicuramente un segno che rimarrà a lungo in questo vigile del fuoco. E poi c'è un'altra vicenda su cui torniamo ad occuparci, quello del ragazzino praticamente sequestrato e poi seviziato, sbeffeggiato e umiliato da alcuni coetanei. C'è stata una sorta di spedizione punitiva degli amici sotto casa appunto di questi aguzzini, ma agli amici la mamma ha scritto una lettera. Vediamo qui alcuni passaggi. Mio figlio è il nostro leone, ha subito l'impensabile, ma con tutto il nostro amore e la nostra pazienza lo aiuteremo ad affrontare questo percorso. E poi si rivolge a tutti i ragazzi che stanno mostrando vicinanza in questo momento di dolore, manifestando l'affetto al figlio, e gli chiede: vi chiedo di mantenere la calma e di non farvi giustizia da soli. L'odio e la violenza non portano a nulla, al contrario, la violenza chiama solo altra violenza. Lui è vivo, ringraziamo Dio per questo. E poi fa una precisazione: chiunque abbia disturbi cognitivi o una disabilità grave di qualunque grado non deve mai sentirsi diverso o messo da parte, e conclude con un messaggio chiaro: no al bullismo, no alla violenza in ogni sua forma. Un messaggio forte soprattutto da parte di una madre che insieme al figlio affronterà un lungo percorso per cercare di curare e guarire queste ferite. Restiamo ancora sulla cronaca. L'ingegnere insospettabile è diventato killer. Il fidanzato dell'ex moglie della vittima confessa il delitto. Perché insospettabile? Perché era un ingegnere atleta, la faccia pulita, il sorriso solare come nelle foto che lo ritraggono in maglietta con la bici prima della gara di triathlon, il suo sport preferito. Non ha mai perso la testa, mormora un investigatore, ma quella notte gli è scattato qualcosa, come se fosse un pazzo, quel qualcosa e che ha appunto accoltellato Marco Veronesi, imprenditore ed ex compagno della sua fidanzata, e lui adesso appunto ha confessato.
Andiamo avanti, adesso andiamo agli esteri. I giornali sono indietro di qualche ora naturalmente, perché ieri si è votato per il sindaco di New York, Mamdani, questa figura anomala rispetto all'establishment, era candidato per i democratici, e possiamo aggiungere, rispetto a quello che troviamo sui giornali, ma ovviamente lo trovate su tutti i siti, questo figlio di indiani, immigrato, socialista e giovanissimo, a 34 anni, è il nuovo sindaco di New York. Ce l'ha fatta contro, dicevamo, l'establishment e contro il suo avversario che aveva battuto nelle primarie, quindi un suo ex compagno di partito dei democratici, Cuomo, che era appoggiato anche da Trump e Elon Musk. Trump gli aveva messo contro anche la comunità ebraica di New York, dicendo che era pericoloso, ma lui ha mobilitato insomma intanto il voto dei giovanissimi, ma anche quello del popolo, promettendo delle riforme nel senso di rendere meno cara la vita a New York, che è fra le città più care del mondo, con delle importanti riforme. Restando all'estero, un mandato di 2 anni per governare Gaza. Gli USA presentano una bozza di risoluzione all'ONU e nel frattempo però ci sono le provocazioni dei coloni alla moschea Al-Aqsa di Gerusalemme. Appunto, la furia dei coloni sugli ulivi palestinesi, mentre arrivano drone contro i pacifisti. In Cisgiordania, pensate, ci sono stati registrati ben 86 attacchi a ottobre e 112 i feriti. L'accusa riguarda anche il ruolo dell'IDF, perché i soldati dell'esercito israeliano dovrebbero facilitare l'accesso dei contadini palestinesi ai campi, ma in realtà stanno a guardare. Conclusione, ricordiamo Forattini, matita della satira, feroce e dissacrante, tirò i politici giù dal piedistallo, realizzò 14.000 tavole, praticamente quasi una al giorno. È scomparso a 94 anni il vignettista che fece sorridere e arrabbiare. E qui vediamo appunto una carrellata delle sue vignette più celebri, da quella del 74 che ritrae Fanfani e referendum sul divorzio, e poi Giulio Andreotti e Rapimento Moro, Spadolini che veniva tratteggiato sempre nudo, e poi ancora Bettino Craxi in camicia nera, e il figlio Bobo Craxi ricorda che non tutti la prendevano con ironia. Mio padre si infuriava quando lo ritraeva con la camicia nera, ma strali o querele arrivavano anche dal partito della sinistra. Con questa notizia ci fermiamo, c'è una breve pausa e poi torniamo per dare un'occhiata ai giornali regionali. A tra poco. Ed eccoci ben trovati alla seconda parte della rassegna stampa, dedicata invece alla lettura dei quotidiani regionali, ma dell'informazione locale in generale. Partiamo infatti dal sito Sicilia Web. Svolta nell'omicidio Ottaviano, c'è un arresto, parliamo del quarantenne che era stato trovato morto nella sua casa a Scicli. I carabinieri hanno arrestato una persona accusato di averlo ucciso il 12 maggio del 2024. Quel giorno Ottaviano era stato trovato senza vita da familiari e amici. I carabinieri hanno ricostruito con chi la vittima aveva trascorso le sue ultime ore di vita e avrebbero individuato movente e autore del delitto. C'è una conferenza stampa fra qualche minuto appunto a Ragusa. E poi c'è una novità che riguarda anche lo stupro alla Villa Bellini. Ricorderete, vittima una ragazzina, sono state presentate le richieste, 9 anni di reclusione per i 3 maggiorenni egiziani che hanno concorso allo stupro di gruppo di una tredicenne, 5 anni e 4 mesi invece per il complice che ha collaborato con la magistratura per fare identificare appunto gli altri componenti del branco. Sono state le richieste avanzate dalla PM Anna Trinchillo, arrivata da Roma, dove ha assunto un nuovo incarico al Tribunale di Catania nel processo sulla violenza sessuale commessa nei bagni della Villa Bellini
Meloni il 30 gennaio del 2024. I 4 imputati sono accusati anche di violenza privata nei confronti del fidanzatino della vittima, allora 17enne, che fu, secondo l'accusa, bloccato e picchiato per impedirgli di aiutare la ragazza stuprata da 2 egiziani, un maggiorenne e un minorenne, che sono stati processati e condannati, ma non ancora in via definitiva, in altri filoni processuali. E poi, per chiudere, sempre notizie dell'ultima ora, in un certo senso, truffa sui bonus edilizi, 4 arresti e sequestro da 5 milioni, arriva dalla Guardia di Finanza di Ragusa, e anche su questa c'è una conferenza stampa in corso in queste ore. Ma appunto riprendiamo invece la lettura dei giornali. Partiamo da Repubblica, tomo di Palermo. Naturalmente la notizia che ieri è stata, qualcuno ha definito un fulmine a ciel sereno, qualcuno invece no, e cioè il coinvolgimento di Cuffaro e altri 17 in questa inchiesta su appalti nella sanità. Sono stati chiesti anche gli arresti domiciliari, l'accusa è associazione e delinquere alla Regione nel mirino dei PM, nomine e appalti in sanità, e praticamente c'è lo stesso gruppo di potere di 20 anni fa. Stessa apertura anche per il quotidiano di Catania, la Sicilia, appalti truccati da Palermo a Siracusa, era Cuffaro a capo del comitato d'affari, un'inchiesta shock, ipotesi di corruzione turbativa, chiesti domiciliari, quindi l'arresto per l'ex governatore, l'ex ministro Saverio Romano e altre 16 persone. La sanità era al centro di una sorta di lobbying illecita, i risvolti politici li vedremo, perché naturalmente non sono ipotizzabili delle ripercussioni anche sulla politica. Gazzetta del Sud, sanità in Sicilia, bufera giudiziaria, naturalmente sempre Totò Cuffaro al centro, e stessa cosa per Giornale di Sicilia, che lo definisce terremoto politico, e questo comitato un comitato occulto che influenzava nomine ed appalti. Ma andiamo a vedere su Repubblica di cosa si trattava. Le mani di Totò Cuffaro sulla regione siciliana, un film già visto che, come 20 anni fa, gli stessi protagonisti, la richiesta d'arresto nei suoi confronti, uno sconsolante viaggio nel tempo. L'ex governatore, già condannato a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, è accusato di essere il promotore di un'associazione a delinquere, di corruzione e turbata libertà degli incanti. Con lui ci sono anche il deputato Saverio Romano e altri 16 indagati, per i quali i magistrati hanno chiesto misure cautelari. Chi sono? Manager della sanità, del consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, ma anche burocrati e imprenditori. Per gli inquirenti, Cuffaro è a capo di un comitato d'affari occulto capace di condizionare l'indirizzo politico e amministrativo della regione, scrivono i magistrati coordinati dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, lo stesso che nei primi anni 2000 lavorò da sostituto procuratore nelle indagini sulle talpe al Palazzo di Giustizia di Palermo, che portò alla caduta appunto di Cuffaro, dell'allora governatore siciliano. Secondo l'accusa, l'ex presidente avrebbe utilizzato l'influenza guadagnata nel corso della sua lunga carriera politica e messo a disposizione la sua rete di conoscenze, e aggiungo io, quindi neanche scalfita dal periodo di detenzione svolto in seguito alla condanna, per incidere su concorsi, gare d'appalto e procedure amministrative in modo da favorire imprenditori amici, procurare loro vantaggi e al tempo stesso rafforzare il proprio consenso. Al centro dell'attività del comitato d'affari c'erano nomine di dirigenti e funzionari pubblici e negli enti e apparati amministrativi di maggior rilievo nell'ambito di settori nevralgici come appunto sanità, appalti e opere pubbliche. Tutto questo ovviamente non può non avere ripercussioni politiche, opposizioni all'attacco, ma non c'è l'accordo sulla sfiducia al Presidente. Dalla Vardera mozione contro Schifani, rilancia un Movimento 5 Stelle che chiedono di sciogliere l'ARS. C'è stata una convulsa riunione a Sala d'Ercole, ma i deputati di minoranza l'hanno disertata. Le 10 inchieste che scuotono il palazzo, scrive ancora Repubblica, ma Schifani resta in silenzio. Il Presidente, per smarcarsi, si prepara a silurare i burocrati coinvolti nell'indagine del Ross e dei Carabinieri.
Lasciamo questo capitolo e andiamo invece a Capizzi, dove proprio oggi il giovane fermato per l'omicidio per errore del sedicenne sarà interrogato ed escono fuori due versioni sul delitto. L'avvocato invece parla infatti di una reazione al pestaggio. Dunque due versioni. Chi ha sparato, Giacomo Frasconà Filaro, sostiene infatti di essere stato picchiato poche ore prima dall'agguato dal giovane che lui stesso indicava come il vero obiettivo, tanto che, spiega l'avvocato, il mio assistito porta ancora i segni di quell'aggressione. Una ricostruzione che stamattina Filaro confermerà davanti al GIP di Enna nell'udienza di convalida. Udienza in cui ci saranno anche il fratello diciottenne e il padre, anche loro fermati con l'accusa di concorso in omicidio e risponderanno alle domande. Ma chi ha sparato si assumerà le proprie responsabilità, mentre il padre Antonio e il figlio chiariranno le loro posizioni, cioè chi ha sparato diciamo li scagiona in un certo senso perché racconterà che erano andati soltanto per insomma riportarlo a casa. Non è un dettaglio da poco stabilire se Giacomo Frasconà Filaro è stato picchiato qualche ora prima di premere il grilletto o se invece cercava questo obiettivo da settimane. In gioco c'è l'aggravante della premeditazione. Il vero obiettivo dell'agguato, sostiene che sabato sera non era al bar di Capizzi. Il difensore dei tre arrestati replica invece che Giacomo, il presunto omicida, sarebbe stato oggetto di una serie di sbeffeggiamenti da parte dell'obiettivo della sparatoria rimasto illesa, che sarebbero culminato in un pestaggio avvenuto poco prima, e vedremo cosa deciderà il GIP. Sulla Sicilia invece vediamo l'inchiesta di Caltanissetta che riguarda l'inchiesta aperta sulle stragi in seguito alle dichiarazioni del pentito Maurizio Avola, sicario del clan Santa Paola di Catania, poi divenuto collaboratore di giustizia, che vengono ritenute totalmente infondate. Il GIP archivia, dice, mancano i riscontri alle dichiarazioni di Avola, è del tutto la parola fine. Cosa dice il giudice? Non si è riusciti a trovare un solido quadro indiziario nemmeno dall'attività di intercettazione lunga e pervasiva a cui è stato sottoposto Avola. Il giudice sottolinea che la ricerca della verifica nel racconto di Avola è stato svolto a tutto tondo, ma ha pesato anche la scelta tardiva di collaborare. Insomma, non è stato trovato nessun riscontro e le maggiori contraddizioni sarebbero legate proprio all'attentato di Via D'Amelio. Avola ha detto di aver partecipato attivamente alla strage, ma il racconto di Avola, secondo il GIP, sarebbe totalmente privo di riscontri, rispetto in particolare al furto di un furgone bianco Ducato che si apriva ad un lato e che si sarebbe dovuto utilizzare come piano B, ovvero uccidere il giudice Paolo Borsellino con le armi in pugno nel caso in cui l'autobomba non fosse esplosa. Contraddizioni emerse anche sulla Fiat 126 utilizzata, sull'imbottitura dell'auto con l'esplosivo e sulle caratteristiche del garage dove sarebbe stata compiuta tutta questa operazione. Veniamo poi alla banda dei rapinatori, a cui capo c'era un sicario poi diventato pentito che ha scelto in silenzio. Parliamo di Angelo Mascali, arrestato lunedì mattina dai carabinieri per rapina e detenzione illegale di armi. L'ex pentito, ma prima ancora killer, ha affrontato l'interrogatorio e appunto ha scelto di non parlare. Stupro alla villa, chiesti 9 anni, l'abbiamo appena letto dal sito. C'è poi questa notizia che riguarda un furto: rubano gioielli ad anziana pedinata per fare la copia della chiave. I due topi, diciamo, d'appartamento sono stati bloccati dagli agenti durante la fuga. Nello zaino sono stati trovati appunto gioielli per un valore di circa 10.000 euro. Che avevano appunto poco prima rubato all'interno dell'abitazione. Ma il particolare importante è che per mettere a segno il furto erano state utilizzate delle chiavi riprodotte fraudolentemente, con molta probabilità dopo aver pedinato l'anziana proprietaria dell'appartamento, che grazie a Dio è stata subito rintracciata. I due sono stati posti ai domiciliari.
E poi andiamo a Palermo, allo Zen, quartiere negli ultimi mesi sempre più purtroppo al centro della cronaca, perché è da questo quartiere che sono venuti alcuni dei fermati protagonisti delle vicende di sangue. Lo Zen è la sfida del preside, riportiamo la città da noi. Nonostante gli ultimi raid alla scuola Falcone si punta ancora al riscatto e in tanti hanno detto appunto che il riscatto parte dalle scuole. E poi a Caltanissetta la notizia di una sentenza ribaltata in appello, tutti prosciolti, quello che sembrava un caso di mala sanità subisce una clamorosa svolta nel processo di secondo grado. In pratica le due dottoresse allo stesso ospedale che erano stati condannati in primo grado sono stati assolti e quindi ritenuti non colpevoli della morte di Giovanni Rinicella, 50 anni, deceduto a causa di un aneurisma cerebrale nel 1944. Era stato in osservazione per 2 giorni, gli avevano fatto un attacco, poi l'avevano rimandato a casa, ma morì dopo 13 giorni di coma. Per l'accusa i segnali clinici avrebbero dovuto indurre i sanitari a sospettare una patologia più grave. Di diverso avviso i giudici di appello che hanno dato invece ragione alle difese. L'ultima curiosità, ecco, chiudiamo la rassegna stampa. Castellursino occupato, l'affittuario è proprio il comune che non paga da 33 anni, però questa anomalia è stata sanata perché a fine ottobre Municipio e Demanio hanno firmato il contratto. Si tratta di una concessione gratuita per il museo che mette al riparo il comune per i prossimi 19 anni. E con questa notizia noi ci fermiamo, si chiude qui la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.